E utilizzerei una squadra che ci crede, un gruppo di ragazzi che è prima di tutto amici, sono tutti amici, compagni, abbiamo condiviso tanti anni insieme e anche con le persone che sono arrivate da poco comunque c'è un legame che è indescrivibile. È il capitano Enrico Bizzotto a raccontare il segreto del Valsugana Rugby Padova, la squadra che per il secondo anno consecutivo si è aggiudicata il campionato italiano Under 18. Foto di gruppo sui gradini di Palazzo Moroni per un gruppo di ragazzi che non si è fermato mai, continuando a lavorare con serietà. Perché per noi insomma è il secondo scudetto in 2 anni, servono sacrifici soprattutto, impegno, perché questi ragazzi comunque per tutto l'anno si sono allenati, abbiamo fatto 4 allenamenti ogni settimana, ogni tanto ci sta la giornata storta, ma tendenzialmente si sono sempre allenati al 100% tutti gli allenamenti e dopo ovviamente il lavoro ripaga. È un processo che parte da quando i ragazzi sono piccoli e che si conclude per tanti in quello che è la fine di un percorso di settore giovanile. Sicuramente la ciliegina sulla torta è stata la vittoria, ma ogni singola partita, ogni singola prestazione che è stata fatta era sempre un qualcosa in più, un tassello in più che veniva aggiunto a quello che è poi l'amalgama di tutto questo gruppo che è spettacolare. Con i ragazzi dell'Under 18, campionesse italiane a marzo nella Serie A Elite femminile, anche le ragazze del Valsugana, un orgoglio per la città di Padova. Sono ragazzi d'oro, li ho ringraziati perché loro vincono i campionati, però contestualmente portano Padova alla ribalta nazionale, perché Valsugana Rugby Padova sui giornali, in televisione, si parla del Valsugana ma si parla contestualmente di Padova. Quest'anno una doppietta fantastica, ragazze che vincono lo scudetto femminile, loro che vincono il campionato dei giovani, i campioni d'Italia. Credo sia una soddisfazione enorme per la società, ma lo ribadisco, per tutto il gruppo Valsugana, per noi che rappresentiamo la città.